Vi do il benvenuto da parte dell'Associazione Il Circolo Veneto. Questo è il terzo incontro della terza edizione del ciclo di conferenze Progetto Venezie. Siamo numerosi anche stasera, è bello che sia così. È tornata a trovarci quella che ormai consideriamo un'amica del Circolo Veneto, la professoressa Marina Crivellari Bizio. Sicuramente la ricorderete, abbiamo avuto modo di conoscerla, di apprezzarla in altre occasioni. Ci ha parlato di Casanova, ci ha parlato del Carnevale, della tavola nella Serenissima, delle donne nella Serenissima, di San Martino. Sono tutte conferenze che potete rivedere accedendo al nostro sito internet del Circolo Veneto. Adesso io lascio la parola al professor Manno, che è l'ideatore e il curatore del progetto Venezie, per la sua introduzione. Prima però, come al solito, vi ricordo che sul tavolo, che è posto fuori in corridoio, ho lasciato questi foglietti. Chi volesse essere informato sulle nostre attività può lasciarci il nome, il cognome, l'indirizzo mail, il numero di telefono e poi verrà inserito nella nostra mailing list e verrà, insomma, riceverà tutte le nostre comunicazioni, perché il Circolo Veneto non è solo progetto Venezie. Basta, lascio la parola al professor Manno e vi auguro buon ascolto. Buonasera e di nuovo grazie per essere intervenuti così numerosi. Il mio compito è quello di presentare Marina, ma è molto facilitato perché già alcune osservazioni importanti le ha già fatte Silvia e aggiungo solo questo, che siamo tutti molto curiosi di capire, di vedere come ha impostato questo tema, che lì per lì è sorprendente, no? Perché si parla di un aspetto molto particolare di Venezia, cioè una parte dei suoi edifici, ma una parte non secondaria. Poi Marina, attraverso la sua erudizione, la sua vastissima conoscenza della storia di Venezia, ce lo dirà e ce lo spiegherà meglio. Mi permetto solamente di aggiungere una osservazione, cioè di fare una considerazione sull'aspetto simbolico della scala, che vale un po' per tutte le città. È un elemento architettonico, sì, che consente di scendere, ma consente anche di salire, e proprio per questa salita può essere esaminata, può essere guardata anche sotto gli aspetti simbolici, perché la scala consente di passare da una dimensione terrestre ad una celeste, e quindi questa salita è un salire verso il cielo, che a seconda del contesto in cui ci troviamo può essere il paradiso, può essere anche le cariche più alte della Serenissima, e una di queste scale famosissime che tutti voi sicuramente conoscete è la Scala dei Giganti in Palazzo Ducale. Sull'apice di quella scala veniva incoronato il Doge, e quindi da questo punto di vista il suo significato simbolico è squisitamente politico. Io con questa considerazione lascio subito la parola a Marina e la ringrazio ancora veramente tantissimo perché con i suoi interventi, con i suoi argomenti che spaziano da argomenti di carattere generale, molto generale, a questi molto particolari, ha consentito di valorizzare il progetto Venezie con un contributo del quale noi le siamo molto riconoscenti. Grazie Marina. Beh, intanto grazie ad Antonio per le belle parole, fanno sempre piacere, caricano soprattutto. Mi sentite bene? Sì? No? Sì o no? Così? Meglio per tutti? No, ditemelo, perché sennò dopo diventa una cosa che monotona e antipatica per tutti. Allora, forse così, ecco, lo sento anch'io. Così va bene, giusto? Bene. Allora, prima di tutto ringraziamenti al Circolo Veneto, che continua a chiamarmi e mi fa piacere perché è stimolante anche per me. Poi ringrazio ovviamente la segretaria e Antonio per le belle parole che mi hanno dato, e sapete,
con gli anni che passano fa sempre piacere avere uno stimolo in più, perché è sempre più difficile, diciamo, apprendere e riportare ciò che si desidera. Allora, giustamente Antonio ha parlato di scale, lui l'ha vista anche in una maniera biblica, cioè la scala che è salire. Ma io invece la presenterò totalmente in altro modo, sorry. Sarà la scala che serve, che è utile, che può essere bella, brutta, monumentale, di legno, di tutti i materiali possibili e immaginabili, ma è una scala che serve alla vita quotidiana. Quindi il termine proprio scala significa salire, deriva dal latino, ma sappiamo benissimo che le scale si salgono, ma anche si scendono. Quindi bisogna trovare tutti questi argomenti, e infatti il mio excursus di oggi, mi scuso per la voce ma sono raffreddata, l'escursus di oggi qual è? Quello di mostrarvi come una scala all'interno delle abitazioni veneziane ha avuto un suo sviluppo. Si partirà dal 300 e arriviamo a Carlo Scarpa, quindi arriviamo ai nostri tempi. Allora, la scala, una piccola curiosità intanto storica. Vi ho appena detto, le scale si salgono, ma anche si scendono, materiali diversi, e c'è un commento detto da Carlo Borromeo, quindi in che periodo ci troviamo con San Carlo Borromeo, Controriforma, Concilio di Trento, quindi nella seconda metà del 1500. E Carlo Borromeo dice, questa è una cosa che lui desidera per le scale che conducono alle campane, quindi le scale all'interno di un campanile. Così dice, le scale siano per lo più a chiocciola, tenetevi bene in testa questo termine, di pietra o di legno, non ha importanza. Perché, e questo invece tenetela presente, sarà un po' un fil rouge, la salita sia comoda. Quindi devono essere scale dove non mi viene il fiatone. Ecco, teniamo presente questo e andiamo a vedere che scale incominciamo a conoscere. Allora, aspettate, questa è solo la presentazione. Eccolo qua. Bene. Allora, lo conoscete tutti, no, questo edificio? Qual è? La Cadoro, ottimo. Allora, la Cadoro è l'edificio in città più famoso a parte Palazzo Ducale. Infatti tutti gli altri palazzi, come li chiamiamo? Ca Mocenigo, Ca Rezzonico, cioè col nome del proprietario. Mentre qui la chiamiamo Ca d'Oro. Perché? Perché nella ristrutturazione che adesso vedremo, tutte le parti aggettanti, cioè tutte quelle che vengono in fuori, per essere espliciti, erano praticamente rivestite in polvere d'oro. Quindi un edificio meraviglioso, tanto che il proprietario che spese tutti i suoi quattrini viene dimenticato e viene ricordata come Ca d'Oro. Ma 2 parole in più su questo edificio, permettetemi, le devo dare. Allora, noi abbiamo tante notizie su quelli che sono stati i restauri della Cadoro in illo tempore, non adesso. Allora, cosa accade in questa zona di Venezia? Qual è la zona? È Santa Sofia, fronte a Mercato di Rialto, quindi una zona, strategica, fondamentale. Chi ce l'ha è veramente un possidente, cioè un personaggio, un mercante veneziano che ha veramente dei grandi valori. Ecco allora che cosa accade. Siamo agli inizi del Cinquecento e succede che, allora, un certo Marino Contarini sposa una ragazza da un nome che è tutto un programma, Sora d'amore Zen. Cioè, Sora d'amore, guardate, bellissimo. Allora, i due si sposano e lei porta in eredità una casa proprio dove c'è la Cadoro. Vanno lì, stanno di 11 anni bene assieme, purtroppo non nascono figli, lei muore giovane,
Marino si trova vedovo, con tanti soldini, decide di buttare giù l'edificio che lei ha portato in dote e comincia a costruire quella che voi vedete, e cioè Cadoro. Allora chiama le maestranze dell'epoca più in voga, tra i quali un Matteo Raverti, che tra il 4 e il 500 mi sentirete nominare. Allora, chiama Matteo Raverti, lombardo, che lavorava anche alla fabbrica del Duomo di Milano, chiamerà quelli che erano i nostri, diciamo, chiamiamoli lapicidi, Tagia Piera, come volete, che erano Giovanni e Bartolomeo Bon, e poi chiamerà anche un certo pittore che si chiama Juan de França, quello che fece proprio le decorazioni esterne che poi diedero il nome Cadoro. Ma a noi cosa interessa? La Scala. Dov'è la Scala? Finora non ve l'ho presentata. Perché allora, dopo tutti questi lavori di restauro, il proprietario, Marino Contarini, è tanto felice, la moglie è morta, è giovane, 31 anni, si risposa. Si risposa con una certa Lucia Corner, dal matrimonio nasce un figlio, poi il figlio avrà 2 figlie, le figlie però vogliono solo che sperperare il patrimonio del nonno e del papà, alla fine affittano le stanze della Cadoro. Ecco, questo discorso tenetelo bene a mente, perché accade sempre verso l'Ottocento che si affittano i palazzi, perché ormai la cosiddetta nobiltà veneziana non ha più soldi. Ma questo è un disfacimento dei palazzi. Vi faccio solo un esempio, curiosità. Palazzo Labia, lo conoscete tutti. Ecco. Allora, in alto all'ultimo piano avevano messo dei telai per fare delle stoffe. Vi immaginate il peso dei telai a un ultimo piano di un palazzo. Inoltre, essendo divisi in appartamenti, come accade alla Cadoro, e il salone che noi tutti andiamo a sentire i concerti, insomma quello affrescato dal Tiepolo, all'epoca avevano piantato sul naso di Cleopatra un bel chiodo per tirare le corde e stendere i panni. Ecco, questo vi fa capire come in questa fase c'è un decadimento nell'Ottocento che non viene apprezzato nulla. E questo accade anche alla Cadoro, ma accade ben peggio, perché arriva un personaggio, un principe straniero, che aveva come amante una ballerina e compra la Cadoro per regalarla a lei. E poi chiama un certo architetto, Giovan Battista Meduna, che mi sentirete sempre di più nominare, ma sempre in modo dispregiativo. Il Meduna è solo un affarista, non è un vero architetto. Lui vuole andare e prendere e portarsi via. Cosa fa infatti alla Cadoro? Vende tutto quello che può vendere e vende anche, no scusatemi, eccolo qua. Allora quello che voi vedete è tutto un riciclo di materiale che l'ultimo proprietario della Cadoro fece. E qui dobbiamo ringraziare il barone Franchetti. Allora Giorgio Franchetti acquista l'immobile in condizioni disastrose dopo il Meduna e riesce a raccogliere pezzetto per pezzetto, e quando dico pezzetto per pezzetto vuol dire ogni alzata di gradino. Vedete che sono tutte lavorate? Bene, allora lui andò in giro per tutti i mercati, diciamo, europei dell'antiquariato per recuperare i pezzi che appartenevano alla Cadoro. Come però poteva sapere quali erano i pezzi giusti? Perché il nostro caro Marino Contarini, quando ha cominciato a fare il palazzo, era un mercante, quindi era un dritto. Lui annotava su un quadernino che è stato trovato in archivio tutte le spese, cioè entrate e uscite. E cioè, da lì, ritrovato sto libretto, è stato facile ricapire chi erano gli artisti, ma soprattutto è stato facile andare nei mercati, cosiddetti mercati neri, e ritrovare i pezzi. Quindi Franchetti cominciò a fare questo lavoro, ma soprattutto cosa fece? Cominciò a lavorare lui. Cioè lui era, possiamo dirla in dialetto, in Zenoccioni,
praticamente nel pavimento della Cadoro a mettere i tasselli, come era qui a mettere tutte le alzate dei gradini, tutte le colonnine, per rifare, quindi ricostruire pari pari la scala come era all'inizio, e cioè nel 400. Scala esterna che poggia su un muro e che poi avrà sempre vicino una vera da pozzo. Una scala che sarà sostenuta, poi la vedremo meglio, da arcatelle che crescono mano a mano che chiaramente si sale. Ma, e qui c'è il dunque, come può essere, scusatemi, sicuro che il nostro, con tutto il rispetto, Franchetti abbia veramente trovato tutti i particolari della scala? Allora viene in soccorso, eccolo qua, neanche toccato, è venuta fuori, allora viene fuori questa scala qui. Siamo totalmente da un'altra parte di Venezia, qui siamo vicini a San Francesco della Vigna, e questa è Palazzo Contarini dalla Porta di Ferro. Allora, questi contarini, già all'inizio è Cadoro, Marino Contarini, poi Contarini dalla Porta di Ferro. Troveremo altri Contarini nel nostro percorso. È una famiglia molto antica, è una famiglia di origine romana, si chiamava Cotta. Poi divennero prefetti presso il Reno. Allora fate l'unione genitivo, ricordatevi un po' di latino, Cotta del Reno, Reni, Conti del Reno, Contarini. Ecco l'origine del cognome. Quindi Contarini avevano anche la proprietà di questo edificio San Francesco della Vigna. Guardate bene la scala, è uguale. Questa infatti è stata utile per ricostruire quella che Franchetti aveva ricercato con il materiale. Pare infatti che l'artista sia lo stesso, e cioè un certo Matteo Raverti, lombardo, che aveva lavorato al Duomo di Milano e che venne a Venezia agli inizi del 400 e combinò queste belle cose, perché alla fine era molto abile proprio nel costruire queste scale esterne. Scale esterne che sono molto semplici. Qui la vediamo bene com'è costruita, andiamo nei particolari tecnici. Quindi c'erano gradini, il più grande, come per dire mi appoggio e parto e salgo. Poi si va su, ogni alzata di gradino, come vedete, è decorato. Poi ogni arcatella cresce in base alla salita. Vedete, prima piccolina, poi più alta, più alta, più alta. Il passamano è ricco di decorazioni, ma sono decorazioni ben mirate, cioè melagrana, pigna, cioè quei frutti che contengono tanti semi. Quindi erano bene auguranti perché la famiglia proprietaria potesse avere o denaro o progenie futura. Quindi questa scala servì al Franchetti per poter ricostruire quella della Cadoro. Ma adesso vi mostro. Cioè, ma io tocco e parte da solo, no? Cioè, ho la magia oggi? No. Torna indietro. Oh, ferma lì. Allora, eccola qua, la stessa scala di Palazzo Contarini dalla Porta di Ferro, detto così perché il portone aveva delle lastre in ferro incise bellissime, che però andarono disperse, vendute e risalivano però al 1400, quindi insomma. Durante però l'Ottocento, come vi accennavo prima, succede il cosiddetto fatto della industrializzazione veneziana. Cioè, prima che venga cosiddetta Marghera, parliamoci chiaro, col Volpi e tutto il resto, i palazzi veneziani vengono un po' sfruttati, come Palazzo Labia, eccetera, per ospitare queste piccole industrie. E in questo palazzo, Contarini dalla Porta di Ferro a San Francesco della Vigna, grazie proprio al racconto che mi ha fatto una cara amica, ma soprattutto la mia insegnante prediletta, che è Giannina Piamonte, mi dice: ma ti sa, Marina, che qua dentro ti vedi come c'era? Allora, questo era un pastificio
e nel cortile tiravano dai gradini delle corde, dalle impalcature, proprio corde, per stendere la pasta ad asciugare. Quindi tagliatelle, spaghetti e tutto il resto. Quindi vedete com'era? Cioè il palazzo non ha più quel valore di prestigio, diventa un'industria a livello quasi familiare, però si rovina il tutto perché o si affitta e quindi si divide in vari appartamenti, o appunto diventa una piccola industria che però la sua struttura non rende sicuramente utile. Continuiamo. No, ma davvero Antonio, scusa, sono io che ho la manina, o qua andiamo, no, non andiamo mica bene, oh, fermi là, cioè di una velocità pazzesca, lo sfioro, cosa c'è? Ah, perché tocco questo, ok, vabbè, ok, dai, ci siamo, vai, okay. Boh. Allora, rimanendo su questo, sì, allora, rimanendo su questo, andiamo oltre, quindi è un concetto che voglio farvi capire. Quasi tutti i palazzi veneziani, belli, con decorazioni, con scale, con cortili interni, nell'Ottocento subiranno lo sfascio che abbiamo visto. Continuando, è andata bene. La riconoscete questa scala? Brava, è proprio il cortile di Casa Goldoni. Allora, Casa Goldoni, siamo in zona San Tomà, è una casa che risale al 1300-1400, pensate che il percorso di oggi parte da questo periodo e arriveremo al Novecento. Comunque una casa che inizialmente fu eseguita dai Rizzo, poi passarono in affitto i Centani e poi i Goldoni. Ma Carlo qui nacque, ma poco ci visse, perché dopo ebbe tutte le sue vicissitudini che non stiamo qui a raccontare. Ma quello che a me interessa è farvi notare come anche in questo palazzetto noi abbiamo una scala ad arcatelle, col passamano, con le solite cose, melegrane, bla 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 bla, e appoggiata al muro. Attenzione, questa è la caratteristica della scala tra il 3 e il 400. Procedendo, no, eccoci qua, oh, è arrivata, la famosa scala del Bovolo. Fatalità, il palazzo a chi appartiene? Quella famiglia che vi ho già raccontato, ai Contarini. Oh, sti qua ne avevano di soldini. Vabbè, allora, i Contarini hanno questo palazzo appunto in zona vicino dove era San Pateriano, oggi Campo Manin, tanto per capirci. Allora, decidono però nel periodo cosiddetto, virgolette, rinascimentale, quindi siamo a cavallo tra il 4 e il 500, di creare una scala esterna ma libera da ogni compromesso, cioè non appoggiata al muro, non che abbia altre cose. E quindi cosa succede? Fanno, adesso vedremo chi, questa struttura. Cominciate a guardarla bene. Allora, inizialmente di primo acchito sembra un campanile delle chiese di Ravenna. Se lo guardate un po' così rotondo con tutte queste logge, eccetera. Ricorda un po' anche i loggiati dei palazzi veneziani. Ma tutto questo dimostra che, nonostante siamo in un periodo rinascimentale, ci sono molti agganci a quello che era il gotico veneziano, quindi le arcatelle, le decorazioni, perché Venezia rimase sempre attaccata a questo stile e fece fatica ad accettare il Rinascimento. Solamente con un grande architetto, e qui possiamo dare proprio il termine di architetto, Codussi, noi avremo allora veramente il passaggio dal gotico a un rinascimentale che Venezia accetterà. Allora, questa scala del Bovolo, vabbè, Bovolo intanto vuol dire a chiocciola, ma qui ci sono dei bei problemi, perché pensate al palazzo veneziano, com'è diviso? Allora, c'è il portico, quindi è l'ingresso. Poi dopo il portico cosa ci sono? Gli uffici, il mezzanino. Poi c'è il piano di rappresentanza, poi c'è il piano dove abita la famiglia, che è un po' più basso, e poi il piano, basso basso, all'ultimo piano, dove vivono i camerieri e la servitù.
Quindi questa scala esterna, non interna, deve adeguarsi a quelli che sono i piani dell'edificio. Da qui allora subito vedete che cosa? Che le arcatelle diventano sempre più strette e sempre più basse, perché si devono adeguare. Attenzione anche, perché nel fare tutto questo, guardate le colonnine dove appoggiano. In questo primo giro sono tutte sulla punta del gradino. Andate su. Una è sulla punta, una è a mezzo del gradino. Continuate a salire, una addirittura è tutta alla destra del gradino. Cioè, questa persona ha dovuto fare un lavoro di una difficoltà enorme per adeguarsi all'altezza dei vari piani di palazzo. Allora ci si domanda, chi è costui? Perché non ha fatto un lavoro da poco. Questi 26 metri d'altezza e questi 80 scalini, tutti monolitici, quindi tutti un unico pezzo, una studiosa, Lea Salvadori Rizzi, dice che per l'alternarsi del marmo e dei mattoni e per altri piccoli particolari che non vi sto a dire, possa essere attribuita allo spavento. Ma, e questo ma mi piace, in un testo ottocentesco, Architettura e scultura del Rinascimento a Venezia, il Paoletti, l'autore, cita un documento del 1499 dove si dice: il Contarini Pietro ha un debito di 200 ducati verso Johannes Candi Carpentarius per il lavoro alla Scala del Bovolo e altre parti del palazzo. Allora, è il modesto carpentiere Giovanni Candi o è lo spavento che ha realizzato questo, possiamo dire, capolavoro? È un capolavoro perché è tutto studiato nei minimi particolari. E qui allora, compitino per casa, fate le ricerche. Allora, è spavento o è il nostro bel carpentiere? Propendo per il carpentiere. Passiamo avanti. Palazzo Ducale, vabbè, questa la conoscete tutta, la Scala che accennava anche prima, la Scala dei Giganti, chiamata così evidentemente per le due grandi statue che il Sansovino pose, cioè fece porre, ma dopo tanti anni che la Scala è già eseguita. La Scala infatti risale al 1483, nell'anno in cui Palazzo Ducale ebbe uno dei tanti incendi devastanti. Quindi si brucia la vecchia scala, che era una scala bizantineggiante, tutto in obliquo, non dritta come questa, anche se anche questa è un pochino obliqua, in diagonale, ma comunque la potreste vedere, andate in internet, adesso abbiamo tutti i sistemi del mondo. Allora, c'è un dipinto al British Museum di Londra dove si vede questa scala precedente alla Scala dei Giganti ed è un dipinto di Jacopo Bellini. Andate in cerca e vedrete che questa scala era totalmente più storta. C'è l'incendio, viene chiamato Antonio Rizzo e viene fatta questa scala. Provate a guardarla bene, a parte le due statue che Sansovino mise perché fece un contenzioso con Alessandro Vittoria e voleva mostrare che lui era il maestro e Alessandro non poteva permettersi. Ma guardate la scala in se stessa. Appoggia su un muro? No, è indipendente, quindi è libera. Inoltre, la balaustra porta decorazioni sul passamano? No, le decorazioni sono tutte nella parte inferiore. Poi ogni scalino, quindi ogni alzata, ha delle decorazioni fatte a agnello. Il agnello è una tecnica usata molto in oreficeria, perché il materiale è morbido, quindi io fondo, supponiamo, l'oro, faccio un disegno e poi colo all'interno argento. Ma farlo sul marmo non era certo facile. Chi compì questo capolavoro fu un certo Antonio Rizzo, il quale, lombardo, portò con sé tutte le sue maestranze, da quelli che potremmo definire i progettisti, i carpentieri e così via.
Alla fine c'erano solo 40 lavoranti veneziani, i quali fecero il primo sciopero della storia. Perché hanno detto: come? Sto qua viene, ha i soldi e non dà da lavorare alla manovalanza che c'è in città. Per giunta poi il caro Antonio Rizzo fece anche un'altra cosetta antipatica. Con tutto quello che guadagnò, rubò ben 12.000 ducati alle casse dello Stato. Venezia, come se ne accorse, lo mandò non troppo gentilmente fuori dalla Repubblica, si rifugiò a Foligno, dove pare sia stato anche avvelenato, e quindi il signore ha finito. Però ci ha lasciato, tutto sommato, un certo capolavoro. E su questa scala veniva incoronato il doge. Ho usato un termine corretto? Che cosa aveva il doge in testa? Il corno, la zogia, ma era un corno dogale, che nasce come origine, quindi facciamo, anche se l'ho già detto, ma un piccolo inciso. Il corno dogale nasce dal cosiddetto cappello frigio, che era il, come posso dire, il copricapo dei re persiani. Venezia se ne appropria, poi diventerà quello degli schiavi, no? Che hanno tipo sta berretta da notte, e poi mano a mano ci sarà questa, diciamo, trasformazione e diventerà il corno dogale. Per l'incoronazione si userà la zogia, cioè quella tutta ricca di perle, di robe che dopo veniva messa via, usata. Ma è sbagliato dire incoronazione, ma certo non posso dire incornazione. Ma dobbiamo ricordare che da noi non c'erano corone, ma solo il corno dogale. Detto questo, andiamo avanti. Beh, non si può non accennare alla Scala d'Oro, la quale, sempre dopo l'incendio del 1483, verrà prima fatta in legno dallo Scarpagnino, poi dal Sansovino, una scala molto bella, ma soprattutto implica la novità tecnica. Allora, è una scala che io comincio ad avviarmi, poi posso girare a destra e vado all'appartamento ducale, poi salgo ancora e vado da un'altra parte. In poche parole è una scala fatta ad X, dove mi permette nel piccolo spazio di andare però, scusatemi, in più parti. Questa scala i veneziani l'hanno sempre usata, soprattutto, e qui tutto da ridere un po', negli spazi, negli appartamenti più miseri. Perché? Perché facendo una scala così, lo spazio era poco, cioè lo spazio era occupato da 2 scale, ma era sempre come fosse 2 rampe, nulla di più. Però il proprietario della casa aveva il proprio ingresso privato, quindi questo dito qui aveva il proprio ingresso e questo pure, usufruendo però dello stesso spazio. Quindi era tutta una logica per non occupare troppi spazi in Venezia, che purtroppo mano a mano che diventa famosa, cioè diventa ricca, sempre spazi meno ha. Continuiamo, non vado oltre perché sennò facciamo notte. Allora, questo è la Scuola Grande di San Rocco. È un discorso che potremmo fare in un futuro sulle scuole grandi. Diciamo solo perché vengono chiamate scuole. È un termine di origine greca, scolè. E proprio un professore di greco mi ha tirato i capelli, perché io avevo detto semplicemente luogo di ritrovo per stare tranquilli. E lui invece mi ha dato questa definizione. È il luogo del tempo libero dalle attività manuali per dedicarlo alle attività culturali, quindi alla comunità di cui si condividono le medesime problematiche. E infatti è giusto. Le scuole nascono praticamente come dei sindacati per difendere tutte le categorie lavorative, certamente quelle più prestigiose, ma ci saranno poi le scuole piccole, le scuole di devozione, ma tanto per farvi capire il concetto. Scuola di San Rocco, e qui abbiamo lo Scarpagnino, che fu il primo a costruire la Scala d'Oro a Palazzo Ducale in legno, poi sostituito dal Sansovino. Qui si prende una bella rivincita.
Allora, crea una scala ovviamente in pietra, ma soprattutto crea la novità che poi verrà copiata da tutti. In poche parole, avete presente San Rocco? Io posso salire, guardate le mie mani, salgo dai lati, mi ricongiungo in un pianerottolo dove le 2 rampe di scale diventano una e mi portano alla sala capitolare. Questo concetto è la scala che troveremo fino quasi al 600. Quindi immaginate bene quello che ho fatto io con le mani. E andiamo a vedere. Vabbè, questo la conoscete, è l'ospedale purtroppo, ma è la scuola grande di San Marco, dove all'interno adesso c'è uno scalone, tutto risistemato per poter accedere alla biblioteca, alle belle stanze. Però quello scalone, cioè questo scalone che oggi vediamo, non è l'originale. L'originale fu distrutto per creare appunto l'ospedale. E l'originale era di Mauro Codussi, quello che praticamente porta il Rinascimento in Venezia. Ha quell'accortezza, quell'intelligenza di saper modificare le linee un po' rigide del Rinascimento a quello che piaceva ai veneziani, e cioè al gotico. E adesso vedremo come. Le uniche cose originali del Mauro Codussi sono i 2 ingressi che voi quando andate in ospedale, li vedete alla vostra destra. La scala è stata rifatta. Comunque doveva essere una scala molto bella, fatta dal Codussi, perché il Temanza nel 1700 dice: si monta, guardate, sono parole prese dai testi, si monta la sala del capitolo per 2 comode e distese branche di scala, poste una di fronte all'altra, le quali mettono capo al comun pianerottolo superiore, da cui per magnifico arco s'entra nella sala medesima. Queste scale sono nobilissime, attenzione, e di dolce salita. Vi ricordate all'inizio che vi dicevo deve essere comoda la salita, eccetera, un concetto che rimarrà sempre. Ma la scala fu ricostruita, perché adesso se voi andate vedete la scala, e fu ricostruita basandosi su quella che un'altra scala aveva costruito il Codussi, identica. Esattamente dove? A San Giovanni Evangelista. Quindi quando si rifece la scala distrutta per l'ospedale, ci si basò su questa, sempre del Codussi. È una scala che io quando spiegavo nei tempi che fu, che è bellissima perché sembra una scala musicale. Lasciatemi il doppio senso. Nel senso che si parte, c'è un pianerottolo, poi faccio un po' di scalini, le pareti sono vuote, ho solo questi capitelli corinzi che al Codussi piacevano tanto, che sembrano essere appoggiati alle pareti, sospesi. Mi fermo, li guardo, poi risalgo, mi rifermo, mi riguardo ancora altre decorazioni piccole e minute, tipo fiori entro piccoli quadrati, finché arrivo al pianerottolo. Al pianerottolo prendo fiato e guardo il pianerottolo, che ha tanti particolari bellissimi, soprattutto il finestrato, che c'è questa colonnina qui, che è un marmo particolarissimo, è grigio a macchie e si chiama lumachella. Quindi c'è anche un interesse particolare non solo per la struttura della scala che sta cambiando, non è più appoggiata al muro, non è più solitaria che porta al piano superiore, ma è una scala che gioca con i suoi movimenti, ma si cercano anche materiali di un certo prestigio, come qui. Ma continuiamo perché sennò non finisco mica. Ecco, lo riconoscete tutti, questo palazzo è Ca Vendramin Calergi. Anche qui c'è tutta una storia, ma andiamo avanti veloci, ed è questo che a noi interessa, lo scalone. Allora, questo scalone è sempre stato eseguito dal Codussi ed è però la prima volta che io trovo all'interno di un palazzo privato, quindi non a Palazzo Ducale, non alle procuratie, non nelle istituzioni scuole,
ma all'interno di un palazzo di proprietà privata, dotato di questa scala interna che è quasi monumentale ed è fatta in maniera molto logica e pratica per, diciamo, un'abitazione. Io faccio questo scalone, giro a destra, vado al primo piano, giro a sinistra, vado direttamente al secondo piano. Quindi è stato studiato con una logica non da poco. Beh, questo lo riconoscete, Galleria dell'Accademia, quindi Scuola Grande della Carità, e qui abbiamo una scala, che è quella che io avevo messo all'inizio, eseguita dal Palladio. È uno dei primi lavori fatti a Venezia dal Palladio. Voi sapete che i veneziani col Palladio non sono mai andati troppo d'accordo. L'hanno messo nelle parti più distanti, Isola e San Francesco della Vigna, distante. Primo lavoro cos'è? Una scala. Questa scala però è interessante perché sì, è a chiocciola, ma guardatela bene, è all'interno appunto delle gallerie, proprio nel deposito, è molto bella vederla anche. È fatta in maniera non così come la chiocciola, ma molto più morbida. Allora io parlo di scala ovata. Quindi abbiamo parlato ovata come un uovo, ovata, cioè dolce. Quindi abbiamo parlato di scale attaccate al muro, di scale indipendenti, come abbiamo visto quella dei giganti, quindi senza appoggi. Poi abbiamo parlato, per la Scala d'Oro, di scala leonardesca, incrocio delle scale. E qui parliamo di scale a chiocciola, però con uno specifico. Questa proprio per la sua morbidezza viene detta ovata. Andiamo avanti. Questa è una chicca. Questo è un palazzo privato, adesso trasformato in residenza d'epoca, come molti. Guardate bene la scala. Allora, io ho due rampe, una a destra e una a sinistra, che fanno così e poi convergono anche qui in un'unica scala. Ma non sono dritte, sono morbide, no? Perché se no non ci stavano, perché gli spazi veneziani non sono facili. Quindi questa scala fatta così, in modo tecnico, viene chiamata scala, secondo voi come? Visto che è così e poi a ventaglio. Ed è, non si sa esattamente l'artista, siamo nel 600. Un certo Moscatelli viene nominato, io ho fatto parecchie ricerche su questo, ma non abbiamo la certezza. Scalone invece impressionante è questo di San Giorgio Maggiore, opera del Longhena. Allora, io vi leggo quello che scrive, perché è inutile andare oltre. Siamo nel 1645, quando appunto i benedettini decidono di rinnovare l'interno e quindi uno scalone che conduca alla biblioteca in maniera eclatante. Giuseppe Cristinelli, proprio nel suo testo dedicato al Longhena, scrive così: la scala del Longhena è costituita da due rampe che si svolgono nell'ampio vano omogeneamente illuminato e si ricollegano, guardate bene, nel corridoio superiore tramite la balaustra di disegno uguale a quello delle ringhiere, venendo così a sottolineare con i profili continui delle colonnine la omogeneità e la continuità del percorso. Il ritmo della scala è pacato. Come vedete, si cerca sempre di sottolineare che la scala non è faticosa. Anche qui dice è pacato, intervallato da pause dei pianerottoli e via dicendo. Quindi direi una scala non da poco, anche troppo monumentale. Vabbè, qui siamo Barbaria delle Tole, Ospedaletto, e c'è questa scala. Qui è carina la storia. Avete presente dov'è l'Ospedaletto? Barbaria delle Tole, che si fa una fatica boia a guardare, perché è tutto stretto. Ecco, fotografare non vi dico. Comunque, quello era, diciamo, un ospizio per ragazzi indigenti e orfani, e si creeranno vari spazi per dare maggiore ospitalità a sti ragazzi, sia femmine che diventeranno le putte del coro, sia i maschi che impareranno un mestiere per dopo andare avanti senza stare per strada. Allora,
Fatalità, governatore di questo ospizio era un certo Contarini, come vedete questi Contarini sono onnipresenti, dà l'incarico a Giuseppe Sardi, dopo che il Palladio gratuitamente aveva sistemato la chiesa, dà l'incarico a Giuseppe Sardi di continuare una ristrutturazione. Questa ristrutturazione partiva dalla chiesa e arrivava alle fondamenta nuove, quindi immaginate voi che percorso. Ma doveva essere uno spazio aperto per le ragazze del coro, che prendessero un pochino d'aria. Ma il progetto presentato dal Sardi non piacque ai governatori dell'ospedaletto, tanto che definirono il suo progetto, soprattutto quello che loro volevano, il cortile d'aria per le ragazze, che è un cortile solo per le galline. E quindi allontanarono i Sardi, non ne vollero più sapere. I soldi c'erano, chiamano il Longhena. Cioè, il Longhena guarda i progetti del Sardi e dice: ma sono perfetti. Ma il nome di Longhena era Longhena. Allora i governatori dicono: beh, forse è meglio continuare, forse ci siamo sbagliati. E in poche parole Longhena trova il lavoro pronto e fa tutto quello che il Sardi aveva progettato, tra cui questa bellissima scala. Scala molto comoda, pensate, era aperta nella parte superiore, poi verrà chiusa appunto da Longhena, ma è del Sardi alla fine. Longhena fece solo l'aggiunta della ringhiera, particolari, ma è del Sardi, di Giuseppe Sardi, tanto che lo stesso Longhena dice: la scala del Sardi, attenzione a questo termine, vedete quanti, è a lumaca, non è a chiocciola. Perché? Perché è ancora più pausata delle altre. Io l'ho fatta più volte per spiegare appunto gli interni, vi giuro, è una scala che non ci si accorge di fare. Quindi, altro termine, non scala a chiocciola, non scala ovata, ma scala a lumaca. Vado veloce, Scuola Grande dei Carmini, e qui troviamo un'altra scala. Questa vuol copiazzare la scala d'oro di Palazzo Ducale. Infatti ci sono tutte le decorazioni dorate sulla parte delle volte. Però vi dico i soggetti di queste decorazioni dorate. Allora io vedo melanzane, asparagi, melagrane, pere, cioè in poche parole questa, diciamo, scuola era praticamente stata creata da coloro che mercanteggiavano in frutta e verdura. Quindi fanno decorare la loro bella scala con quello che loro commerciavano. Come vedete è tutto anche un linguaggio aperto per far capire. Continuando, andiamo veloci però, saltiamo qui. Ecco, questa è la Scuola Grande di San Teodoro, che probabilmente è la più antica, ma non era lì, era all'interno della parte oggi conventuale di San Salvador. Questo schema che vi mostro è quello che praticamente ha fatto per primo lo Scarpagnino a San Rocco. 2 rampe laterali, le quali poi convergono in un pianerottolo e diventano un unico scalone. Non so se l'avete fatto questo. Sì, com'è? Ripida e faticosa. Infatti non c'è nessun commento positivo su quest'ultimo scalone. Riconoscete il palazzo carezzonico? All'interno questo bellissimo scalone. Questo scalone è stato fatto da Giorgio Massari. Allora, il Massari è un architetto, ormai si può parlare in questi termini, non più carpentiere, non più un personaggio, diciamo, anonimo, gli possiamo dare un titolo, chiamiamolo architetto. Era molto richiesto nel 1700, perché? Perché con pochi soldi ampliava gli ambienti. E la stessa cosa fa qui a Carezzonico, farà questo scalone e il magnifico salone, che diventa la sala da ballo, lui cosa ha fatto? Ha tolto il soffitto tra il primo e il secondo piano ed è venuto fuori quel cubo enorme dove appunto è il salone da ballo. E creò però questo scalone per accedervi. Uno scalone che io potrei prenderlo, come sta e giace, come fosse fatto con Lego, e me lo metto a parte, perché non è inserito con le giuste proporzioni all'interno del palazzo.
Cioè ormai queste scale, questi scaloni diventano quasi oggetti, virgolette, a sé stanti rispetto all'architettura. Cioè diventano quasi degli immobili all'interno dell'immobile. E questo infatti è molto monumentale. Faticosetto anche a questo. Questo è Cassagredo, solo per curiosità vi mostro questo. Cassagredo vicino a Santa Sofia, famoso perché si fanno tante cose lì dentro, e lo scalone che vedete è del Tirali e Temanza, e poi ci sono dei bellissimi affreschi che sono di Pietro Falca. Lo conoscete Pietro Falca? No? Ma se io vi dico Pietro Longhi? Allora lo conoscete. Allora il primo nome di Pietro Longhi era Pietro Falca, poi non vi racconto le motivazioni, cambia cognome ed è Pietro Longhi. È uno dei primi suoi lavori. Nelle pareti nascosti tra le nuvolette varie ci sono finestrelle, quasi invisibili. Perché? Perché erano le finestrelle di quello che era il casino privato della famiglia Sagredo. Voi sapete che molte volte le famiglie avevano questo spazio autonomo e indipendente dal palazzo dove abitavano e si recavano a questo luogo che era di un piacere, diciamo, culturale, di indipendenza, di libertà. Non pensate al fattore sessuale, questo ci tengo a dirlo. Cioè erano luoghi dove sia l'uomo che la donna si trovavano con le persone con le quali erano più in confidenza, avevano più argomenti in comune. C'è un bellissimo testo che scrive che, adesso non mi ricordo i nomi dei due coniugi, comunque questi due escono dal loro palazzo, vanno in Calle Valaresso, lei gira a destra e lui gira a sinistra, ognuno nel proprio casino con i propri amici. Quindi il casino indica solo piccola casa, dove io vado e incontro chi voglio. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine. Beh, questa la riconoscete, l'ala napoleonica, dove il caro Napoleone ci buttò giù la chiesa di San Gimignano, che era il centro, e le due ali laterali delle procuratie vecchie e nuove, ma pazienza, lui voleva il salone da ballo. E chiamò un certo Giuseppe Soli per creare questo scalone. Cos'ha di nuovo questa scala? Niente. Cioè, le due rampe e una va. Basta. Quindi cominciamo a copiazzare quello che è stato il passato. Qui invece non si copiazza niente. Siamo a Palazzo Franchetti, sempre un Franchetti come quello della Cadoro, questo è il padre di quello della Cadoro, che acquista questo immobile che era in condizioni pietose. Per fortuna viene chiamato il Meduna, ma lui lo manda via subito, e quindi il Meduna non combina guai, e viene chiamato un certo Camillo Boito. Boito insegnava a Brera, sì, e quindi crea questo bellissimo scalone, il quale è descritto in un testo del professor Romanelli, che ha fatto un bellissimo testo su questo palazzo, e io ve lo leggo suntivo. Dice: uno straordinario caleidoscopio, un geniale pezzo di bravura. La collocazione dell'opera non è del tutto agevole. La ricchezza dei materiali è notevole, da marmi pregiati, stucchi, bronzi. Il pianerottolo è ben più che una pausa, vedete? Si parla sempre di pausa, della scala. Si tratta di una vera e propria grande piattaforma sospesa su una abbagliante colonna, la vedete, luminosissima, che appare davvero interamente diafana, quasi inconsistente. Allora, la bravura del Boito qual è stata? Di fare un qualcosa di monumentale, un po' come abbiamo visto il Massari alla Cadoro, ma creando però un'opera d'arte a sé stante dal palazzo. E arriviamo all'ultimo. Eccolo qua. Lo spazio Olivetti. E guardiamo la scala. Allora, negli anni 70, 50, sì, quando sono nati? 57, 59, insomma, la ditta Olivetti incarica Carlo Scarpa, che era appunto, stava avviandosi a un gran successo, di allestire un negozio in piazza San Marco, sotto le procuratie.
E Scarpa realizza questo spazio articolato in più piani, eccetera. Ma crea questa scala che vedete in pietra d'Aurisina, cioè in marmo d'Aurisina, che è una cava nel Carso triestino, ma osserviamola, perché siamo ormai nel 1960, mettiamo. Allora, provate a guardare bene. Primo gradino. Io cioè mi preparo per salire. Quindi è un invito calmo, tranquillo, per salire la scala. Poi ho 4-5 pedate o scalini, come le volete chiamare. Poi trovo però un pianerottolo di sosta. Come vedete sono concetti che abbiamo già visto prima. Poi si riprende a salire, ma è tutto come negli scaloni veneziani. Cioè io ho un ritmo, inizio, faccio le scale, mi riposo, riprendo. Quindi praticamente cosa fa Carlo Scarpa in maniera molto intelligente? Mantiene la tradizione, ma semplicemente reinventandola secondo la modernità dell'epoca. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Guardate che io vi ringrazio tanto perché siete stati molto pazienti, perché l'argomento non era proprio facile, però spero che alcuni concetti vi siano rimasti, da scala attaccata al muro, scala invece da sola, scala con le varie rampe, poi quelle a chiocciola che potevano essere ovate, a lumaca, come volete, però che alcuni concetti, mi auguro, ve li ricordiate, perché la scala è un bellissimo argomento. Prego. Scusate. Prima di fare le domande arrivo perché così possiamo registrarle. Cosa? Chi è che vuol fare domande? Eccezionalmente di vedere questa scala a chiocciola nella galleria di Palazzo Cini, quella che c'è vicino alla Salute. Ecco, si trattava di una scala a chiocciola all'interno del Palazzo Cini. Sì. Ecco, volevo solo... Allora, diciamo una cosa, così la facciamo globale. All'interno dei palazzi, oltre agli scaloni che vi ho mostrato, più eclatanti, voi troverete sempre scale a chiocciola. Perché? Occupano poco spazio e permettono una salita e discesa molto rapida dal piano terra fino alla parte alta dove stava la servitù. Quindi in ogni palazzo veneziano, di quelli che vi ho mostrato, ricordatevi che c'è sempre una scala a chiocciola più o meno gradevole, più o meno elegante, per praticità. Intanto volevo ringraziare la dottoressa perché è stata una delle conferenze più belle alle quali io abbia assistito e anche più piacevoli, è corsa via proprio come l'olio. Guarda quindi... che mi commuovo perché sono anziana. No, ma quando una cosa va detta, quindi insomma è sincero. Grazie. Il complimento. Grazie. E anche perché ha valorizzato un elemento architettonico che molto spesso quando si visita un palazzo o una scuola grande viene passato senza troppa attenzione, mentre invece ha un suo significato, come è stato evidenziato. E volevo chiederle un breve, veloce commento su altre due scale che secondo me... sono in grado, Sì, beh, ma lo sarà sicuramente. Sono la Treccani. Allora, uno è lo scalone di Cafarsetti, che ha la particolarità di essere coperto da un lucernaio, ma è simile a un altro di quelli che abbiamo visto, a quello di Cassagredo, più o meno. Certo, è il periodo. Esatto, dove tra l'altro... Perché Cafarsetti chiaramente venne rifatto, anche quello, perché se volessimo sulle scale potremmo fare, chissà quale librone. Comunque, quel periodo il lucernaio non fa altro che coprire, come nella scala, ad esempio, del Sardi, che verrà chiusa dall'Ondena. Quindi noi abbiamo queste
come si può dire, adeguamenti di una scala che prima aveva uno scopo e poi ne ha un altro, e cioè di accompagnare le persone nei vari spazi. Ecco, e poi farei un ultimo salto nella modernità, addirittura oltre Carlo Scarpa, con la scala del Botta alla Querini Stampalia. Vabbè, siamo onesti, tra Carlo Scarpa e la Querini Stampalia, impariamo l'accento perché tutti dicono Stampal e invece no, è Stampalia. Comunque ha avuto una gran fortuna di avere questi due personaggi che hanno contribuito a ridare vita ad uno spazio che insomma è molto valido, e anzi, come dicevo prima, quella mia cara amica insegnante, che è la Giannina Piamonte, aveva un amore per la Querini Stampalia, tanto che lasciò tutti i suoi testi e anche la sua casa alla Querini Stampalia. Quindi la Querini ha, come posso dire, una venezianità, dove le persone hanno piacere di lasciare, di fare, anche perché pur ammodernandosi sotto tutti i punti di vista, non solo architettonico, come giustamente lei sta dicendo, ma è come posso dire, mantenere un colloquio con la città. Ecco, questo è un merito, e quindi ecco che anche architetti moderni lavorano volentieri per questa istituzione. È un'evoluzione della chiocciola praticamente. Ci sono altre domande? Arrivo. Allora, interessantissima è stata la vicenda dell'Accadoro. Dov'è? Qui. Interessantissima è stata la vicenda dell'Accadoro, una vera odissea. Sì, una vera odissea. È interessantissima la vicenda dell'Accadoro. No, una domanda, ma quindi che lui ha recuperato pezzo per pezzo di quella scala, ma quindi anche le figure, le teste, allora, c'erano oppure anche quelle ha dovuto recuperare? No, allora, sia scala che i pezzettini, diciamo, del pavimento, dei mattoni, sia la vera da pozzo, che è del Bon, è stato un lavoro meticoloso di ricerca eseguito dal Franchetti, il quale, avendo soldi e conoscenze, ricordiamoci che la famiglia Franchetti è ebrea, quindi aveva tanti contatti, è riuscito a trovare nel mercato dell'antiquariato quello che era scritto nel famoso libretto dei conti del proprietario Marino Contarini. Quindi, trovato questo libretto in archivio, lui seguì in maniera molto attenta. Ho pagato Bartolommeo Bon per la vera da pozzo, che è fatta così, così e colì. Allora c'era uno schema ben preciso. Franchetti, avendo soldi e tempo, va alla ricerca e ritrova pezzo per pezzo, aiutato poi come schema da quello di Palazzo Contarini dalla Porta di Ferro. Spero di essere stata... Ci sono altre domande? Allora direi che possiamo finire qui. Volevo di nuovo ringraziare Marina per l'impostazione che ha dato. Era un argomento difficilissimo perché soprattutto la difficoltà era la scelta, perché di scale ce ne sono tantissime. E prima, scusami Marina, prima di terminare abbiamo, silenzio per piacere. Abbiamo un piccolo presente per la nostra cara amica che le viene dato. Continua la collezione. Per farti continuare il servizio, Marina, il servizio di bicchieri. Adesso prima o poi dovremo chiedere alla Vistosi di fare la caraffa. Guardate la bellezza di questi bicchieri. Proprio gotto veneziano. Silvia mi ha aiutato. Diciamo grazie al Circolo Veneto e la collezione spero che aumenti. Grazie Marina.